10 anni sotto la lente. Presentato lo studio socio-economico svolto da SPI-CGIL per valutare la riforma sul federalismo fiscale varata nel 2009. Il sindacato ha analizzato i numeri relativi ai trasferimenti statali e alle imposte locali in 563 comuni veneti. E quindi se nel 2009 avevamo 1 miliardo e 66 milioni di euro di trasferimenti dallo Stato centrale ai nostri comuni, oggi questi si sono praticamente dimezzati e sono arrivati a 508 milioni e 345 mila nel 2018. La provincia di Belluno è quella che ha patito il maggiore taglio percentuale per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato ai comuni. Poco meno di 55 milioni nel 2009, neanche 16 milioni nel 2018. Si è perso il 70,8% a fronte di una media veneta del 52,3%. Che cosa hanno fatto i comuni per recuperare un taglio così consistente dei trasferimenti? Hanno agito sulla leva fiscale, cioè hanno aumentato l'addizionale comunale IRPEF. Avevamo l'ICI che ammontava a 826 milioni nel 2009 e oggi siamo a 1 miliardo 175 milioni tra Tasi e IMU, e soprattutto abbiamo scoperto anche un taglio della spesa sociale consistente, e cioè meno servizi ai cittadini, meno servizi a una popolazione anziana e a una popolazione che invecchia. Il giudizio di SPI-CGIL Veneto su un decennio di federalismo fiscale è lapidario, un flop. La pressione fiscale nazionale non è diminuita, ma anzi è aumentata, ed è aumentata la pressione fiscale locale per avere meno servizi erogati ai cittadini stessi.